Ah, che bella. La mia Nennella, la mia Teresina. Ti ho lucidato, ti ho fatto bella bella. Io lo so. Tu vuoi sparare, ma non ti preoccupare, prima o poi ti faccio sfogare. Anzi, sai che facciamo? Domani ce ne andiamo alle Dellandia e spariamo agli orsacchiotti. Se non ci danno il premio, spariamo pure al proprietario. Ti ho comprato anche tutti questi colpetti Dolce & Gabbana, colpetti fashion. Amore, Che c'è? con chi stavi parlando? Con nessuno. Con Nannella stavi parlando. Con nessuno! Vabbè, non fa niente, tanto il problema è un altro. Vediamo una curiosità. Il ragazzo che abbiamo arrestato 2 ore fa alla stazione, l'hai interrogato tu? Sì, ci ho parlato io. Ci hai parlato? Tu le scummate sangue. Beh, quello non voleva parlare. Anzi, mo sa che ti dico, vado di là e faccio il secondo round. Ed è inutile che ci vai, tanto il ragazzo non parla. Poveri si parla. Non parla. Poveri mi chiacchio tu sta. Il ragazzo non parla, è muto. Da stamattina. Dalla nascita. Scusa, perché non me l'ha detto? E come faceva che è muto? Non è una buona ragione per non rispondere alle mie domande. C'è sempre il linguaggio delle mani. Tu ci hai spezzato pure il detella. È perché non ho visto la buona volontà, va buono. Comunque adesso è un guaio. Un guaio. Noi l'abbiamo beccato mentre borseggiava una signora. Era la mamma. Che vergogna, niente di meno borseggiava la mamma. Il ragazzo stava solo cercando di recuperare il suo telefonino dalla borsa della mamma e tu invece ci hai fatto carrierina da bocca. Come si dice? Nokia per Nokia, dente per terra. Eh? Il famoso proverbio. Nokia per Nokia, dente per terra. Ma repigli questi proverbi? Senti, comunque a me la signora non mi ha detto niente. E come facevi? Non c'era tuo tempo. Ti hai pigliato guaglione, l'hai portato qua e le scummate sangue. Ma la signora è venuta in commissariato per denunciare la scomparsa del ragazzo e l'ha trovato. Certo, non in buone condizioni, però l'ha trovato. Dove sta? Io devo sapere chi è che ha ridotto in quel modo mia figlia Alfonsina. Ma chi è sta? Ah, mamma. Chi è che ha scommatto di sangue a mio figlio Alfonsino? Signora, si calmi, è stato un equivoco. Un equivoco, un braccio rotto e una capa sfasciata. Me l'avete ridotto in quelle condizioni. Il mio piccolo, la luce dei miei occhi. Signora, la verità, vostro figlio mi ha indisposto, va buono. E tu hai tenuto coraggio di combinarmeli in quelle condizioni. Il mio piccolo, la luce dei miei occhi. Ma voi tenete la faccia conosciuta? Chi io? A me non sembra di conoscervi, signor. No, io non mi sbaglio. Io a voi vi conosco. Boh. Il mio piccolo, la luce dei miei occhi. No, mo dici una volta. Io mi do preparato. Ma a chi? A te. Vai, Nennella, questo è il momento giusto, che stai meglio alle Dellandia, vai. Chi è sta Nennella? la pistola, signor, la pistola. Ma stammi da un commissariato e da un manicomio. E qui la differenza è molto, ma molto sottile. Comunque, se manteniamo la calma, possiamo risolvere la situazione come persone civili. Ma che vuoi risolvere? Che vuoi risolvere? Io non capisco, io me lo sono cresciuto con le mollichine, io l'ho trattato sempre come un principino. Quel figlio mio, la luce dei miei occhi, il mio dolore non ha prezzo. La chiamate a sordo, Ma se hai detto che il suo dolore non ha prezzo. Quella è la classica chiamata a denaro. Il mio piccolo. La luce dei miei occhi! La luce dei miei Ma occhi! tu sta luce così alla fornimbe vai in bulletto! Ma io non ho perazzato! No, fermi. Ci sarebbe una terza soluzione. Ci sarebbe o ci sta? Ci sta. La vogliamo chiamare rimborso per le spese mediche? Ma si scemi, là il suo dolore non ha prezzo. Quanto? Ha un prezzo. Apprezzate, visto? Allora io mo faccio una cosa. Nel frattempo mi vado a fare 2 conticini. Ecco, brava signora. Voi andate in 2 o 3 ospedali, vi facete 3 o 4 preventivi e poi tornate. Ma io poi ritorno. E noi qua stiamo, non vi preoccupate. Sì, ma voi tenete una faccia conosciuta. Non vi conosco, signore, non vi conosco. Com'è che la signora ti conosce? Sarà stata la mano. La mamma, l'ostetrica. E sta ricorda ancora? Quando uno è fisionomista.